Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo al Museo Archeologico di San Basilio nel comune di Ariano nel Polesine per la presentazione del progetto didattico Una storia antica nella terra più giovane d'Italia. Un progetto che ha visto coinvolti i comuni di Ariano nel Polesine, Loreo e Adria. Presenti, naturalmente la padrona di casa Luisa Beltrame, sindaco di Ariano nel Polesine, Omar Barbierato, sindaco del comune di Adria, Sala Forzato, l'assessore alla cultura del comune di Loreo, nonché Moreno Gasparini nel doppio ruolo di presidente Parco regionale Veneto Delta del Po e anche sindaco di Loreo. Gradita la presenza di Cristiano Corazzari, l'assessore alla cultura regione del Veneto, regione che ha indetto appunto questo bando. Qui stiamo parlando della legge 17 del 2019, la nostra nuova legge sulla cultura, che prevede una linea di finanziamento anche nel settore dell'archeologia. In particolar modo questo bando andava a sostenere iniziative di divulgazione e di formazione sui temi dell'archeologia. Il progetto presentato è stato il migliore a livello veneto, è arrivato primo e quindi io di questo sono anche orgoglioso come polesano. Ma dobbiamo anche renderci conto che non ci manca niente poi per arrivare anche ai grandi risultati. Il fatto che, parlando della tematica dei borghi, comunque il progetto presentato da Ariano sia uno di quei progetti che è stato, se parlassimo in termini calcistici, è arrivato nelle semifinali, no? Significa che ci sono veramente delle potenzialità in cui noi per primi dobbiamo credere. Potenzialità che sono anche quelle che si vogliono evidenziare con i grandi investimenti che si stanno svolgendo e saranno implementati su questo territorio. Di qualche giorno fa l'inaugurazione dei lavori della ciclovia Vento, questa è un'area che è destinataria di una linea particolare speciale del PNRR che vede i 55 milioni tra Veneto ed Emilia Romagna e andranno proprio nella direzione di sviluppare infrastrutture legate alla possibilità di far crescere un turismo diverso, un turismo peculiare che veda nel Delta del Po una di quelle aree a particolare potenzialità di sviluppo nel nostro Paese. Se fosse stato il bando della Regione, ovviamente le buone volontà dei comuni non avrebbero potuto raggiungere questo obiettivo. La Regione stimola tante volte i territori in questo senso. Noi come Comune di Ariano avevamo partecipato anche al bando sui borghi e saremmo stati ben felici di vincere quello, insomma, che aveva una dotazione finanziaria appena un pelino superiore rispetto a questa, ma indipendentemente da questo lì abbiamo fatto la nostra discreta figura rientrando nei 7 candidati finali e poi dopo assegnatario è stato il comune di Arequaro. Quando è uscito il bando archeologia, insomma, noi crediamo che ogni opportunità che o la regione o il governo, insomma, o la comunità europea dà ai comuni, laddove ci sono le condizioni, si debba partecipare per provare a portare a casa qualcosa per i propri cittadini. È quello che abbiamo fatto quando è uscito il bando archeologia, sebbene la dotazione non fosse una cosa così importante, nel senso paragonata ai 26 miliardi del bando dei borghi. E la squadra che abbiamo costruito ha avuto il merito di guardare il modo di presentare il progetto e siamo arrivati primi, insomma, ed è una bella soddisfazione. Per cui Cristiano, la parola della Regione. Grazie Sandro, grazie a tutti voi per essere qui, grazie ai partner del progetto perché diciamo, è stata un'occasione certamente importante, ecco, per valorizzare il nostro territorio. Che siamo partiti a prepararlo e predisporlo dopo che abbiamo visto appunto che la Regione Veneto aveva pubblicato questo bando e quindi insieme i 3 comuni di Ariano, Adria e Loreo hanno deciso, ecco, di provare e di candidarsi. È arrivata la candidatura diciamo a novembre, i primi di novembre, quindi insomma un progetto dico in corsa, però nonostante i tempi ristretti, perché doveva essere concluso appunto entro il 31 di dicembre, è stato veramente, insomma, ecco, credo importante anche per il suo significato che diciamo il nostro delta ha un patrimonio archeologico unico, che lo rende unico anche nella sua unicità.
Ecco, e nel suo essere e poter proporre all'interno di quelle che sono le altre bellezze naturalistiche, naturali di tutto il Parco del Delta, rende e completa, ecco, un'offerta, una proposta turistica e di visitazione veramente completa a 360 gradi e durante tutto l'anno, perché la possibilità di poter gustare e godere del Delta nei periodi estivi per le bellezze naturalistiche, che sono però particolari e belle certamente anche d'inverno, ma poter avere anche una proposta culturale ed archeologica, credo sia un qualche cosa che lo rende veramente importante da valorizzare e lo completa. Questi progetti, questo percorso aumenta la stagionalità, ma non perché adesso con i cambiamenti climatici andiamo al mare in aprile fino a novembre, ma perché oltre a quello che è l'offerta turistica del nostro delta del Po, del nostro parco, con i comuni rivieraschi che per carità io dico sempre a tutti i nostri amici abbiamo l'offerta turistica che è legata a quello che è l'ombrellone e lo sdraio, con questi progetti, con questa visione, con questo modo di fare informazione attraverso l'archeologia, attraverso la cultura, attraverso tutto quello che si sta facendo oggi, stiamo pian piano creando le condizioni, vedi anche tutto quello che sta arrivando attraverso l'ente parco con la Regione Veneto, che è quello poi per potenziare l'attività lavorativa attraverso un'attrazione turistica a largo raggio. Perché dicevo aumentare la stagionalità? Aumentare la proposta turistica, allargare quello che è l'offerta turistica in un territorio dove ha vissuto fino a qualche decennio fa solamente di mare, solamente di possibilità di poter vendere tutto quello che era la filiera produttiva attorno al mare. Oggi invece stiamo allargando l'offerta turistica attraverso una valorizzazione che pensavamo fosse di poco conto, ma che stiamo scoprendo soprattutto in questo periodo storico, con queste amministrazioni, con questo ente parco, ma comunque con la Regione Veneto, con tutti stiamo scoprendo che abbiamo potenzialità con il museo, potenzialità enormi.